Pari per 2-2 tra Nuova Rinascita Patti e Città di Mistretta in un match che ha appassionato tutti i presenti. Si chiude con un punto a testa dunque la seconda giornata nel girone B di promozione. Grazie alle immagini di Davide D'Amico la sintesi si apre subito con il vantaggio della formazione pattese che la sblocca dopo 12 minuti grazie a Munafò, lesto a raccogliere un pallone vagante in area bianco-azzurra e col destro mettere in rete l'1-0 per i suoi. Locali che provano a raddoppiare ma D'Amico prima e la difesa subito dopo non si fanno sorprendere. Si fa trovare impreparata invece la retroguardia della Nuova Rinascita al 23esimo quando il solito Salerno di testa mette in rete l'ottimo lavoro di Rinaldi riportando tutto in perfetto equilibrio. Biancoazzurri che prendono coraggio sfiorando in più di un'occasione il vantaggio, prima con Rinaldi che trova la decisiva parata di Pizzo, poi con Salerno che alza di poco la mira ed infine con Diaz che di testa manda di un soffio a fil di palo. Gli sforzi del Mistretta vengono comunque premiati al minuto 42 quando il signor Spedale concede calcio di rigore su Diaz. Dal dischetto Salerno sentenzia Pizzo firmando così il 2-1 per i suoi, la sua doppietta personale e il suo terzo sigillo in 2 gare. La Rinascita non ci sta e avrebbe alcune chance per il pareggio, ma né Nibali a fine primo tempo né Munafò ad inizio ripresa riescono a fare centro. I pattesi devono fare conti anche con un super D'Amico bravo in 2 occasioni a respingere in tuffo i tentativi disperati dei locali. Non è da meno il suo collega Pizzo che nel finale di gara deve intervenire più volte per disinnescare i tentativi da parte degli avanti biancoazzurri e tenere così a galla i suoi. Parate che risultano infatti determinanti perché al 94esimo la Rinascita ciuffa l'isperato pareggio grazie ad una sfortunata autorete dopo gli sviluppi di un corner. Finisce dunque 2-2, il Mistretta sale in classifica a quota 4 punti a -2 dalla vetta mentre la Rinascita incamera il primo punto del campionato.